Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Sta per andare in scena la prima corsa di questa serata incentrata sul Gran Premio Città di Cesena con le due divisioni maschile e femminile. Si comincia con una prova sul doppio chilometro per puledri di 2 anni con il numero 1 Daisy del Duomo, Carmine Piscoglio, 2 Desert Pax, Gennaro Casolari, 3 Dulcinea di Casei, Roberto Vecchione, 4 Dubai Pax, Antonio Greppi, 5 Dardo Zac, VP dell'Annunziata, 6 Dodo e K del Ronco, Massimiliano Castaldo. Allineamento che va a completarsi lungo la curva di destra. Giovani soggetti vanno a disporsi dietro le ali della macchina, parte con molta calma Dubai Pax, piano anche dal 6 Dodo e K del Ronco. Si ritrae Desert Pax e si parte con Dardo Zac che cerca di scavalcare Dulcinea di Casei. All'interno c'è Daisy del Duomo, si imbocca la prima curva con Dardo Zac che insiste su Dulcinea e passa a condurre nei confronti dell'avversaria. In terza posizione Daisy del Duomo, poi più indietro Desert Pax a precedere Dodo e K del Ronco e Dubai Pax alla retroguardia. 15-8 per i primi 200 metri di corsa da parte del leader Dardo Zac che ha preso la testa nei confronti di Dulcinea di Casei, Daisy del Duomo. I 3 cavalli che hanno già una prestazione in carriera si sono avvantaggiati rispetto ai debuttanti che inseguono. 31-9 per i primi 400 metri di corsa da parte di Dardo Zac che conduce ad andatura tutto sommato tranquilla nei confronti di Dulcinea di Casei, Daisy del Duomo, quindi Desert Pax, Dodo e K del Ronco e Dubai Pax. 48-6. Si viaggia sul piede dell'1.21, Dardo Zac che continua a guidare il plotoncino di 6, sempre disposto in fila indiana. 1.52 per i primi 800 metri di corsa, una frazione in 16.6. Si va verso il completamento del primo chilometro che Dardo Zac si appresta a completare all'avanguardia nei confronti di Dulcinea di Casei, Daisy del Duomo, Desert Pax, Dodo e K del Ronco e Dubai Pax. 1.22.6 il primo chilometro, una frazione addirittura sopra il 17. Si continua così a ritmo blandissimo, si ridurrà tutto a una volata a breve con Dardo Zac che guida nei confronti di Dulcinea di Casei e di Daisy del Duomo, Desert Pax, Dodo e K del Ronco, Dubai Pax. 16.1 regna la monotonia in questa prova per i puledri che si apprestano a completare anche la curva di destra per l'ultima volta. 600 alla conclusione, accelera ora in progressione Dardo Zac, si trascina Dulcinea di Casei, ha perso qualche battuta Daisy del Duomo, così come fa a sua volta Desert Pax, insidiato da Dodo e K del Ronco. A 400 dalla conclusione, una frazione in 14,5, sparata da Dardo Zac che cerca di scrollarsi di dosso Dulcinea di Casei che è sempre lì sulle sue tracce. A 300 dalla conclusione, mentre sbaglia Dodo e K del Ronco. L'ultima curva con Dardo Zac che la passa in 14,8 in vantaggio, inseguito da Dulcinea di Casei che prova ad andare di dentro. Dardo Zac in vantaggio, Dulcinea che va all'attacco ma si piega un pochettino e si deve accontentare. Dardo Zac che conclude la sua seconda fatica della carriera, 2 volte da vincitore. Al secondo è Dulcinea di Casei, al terzo è Daisy del Duomo, mentre sbagliano in zona proibita sia Desert Pax che Dubai Pax che finiscono così a tabellone. Il successo di Dardo Zac in 1.19.2, 30,5 alla chiusa, successo tattico per VP dell'Annunziata Tiberio Cecere, la scuderia della casa. Il successo è il figlio di Libeccio Griff e Legacy Griff che porta a casa il percorso di testa come fatto a Milano, in quell'occasione sfilando, questa volta andando in testa di pacca dal 5. Il successo nei confronti di Dulcinea di Casei e di Daisy del Duomo.